c'è qualcosa che ho imparato in questi anni. Ho imparato che fare politica è molto complesso, che non possiamo pretendere di avere soluzioni pronte in un minuto, non possiamo pretendere di risolvere tutto al primo tentativo. Questo è il principale motivo per cui è importante ascoltare, questo è il principale motivo per cui è importante andare in giro. Equità delle opportunità. Credo che sia questo il punto essenziale. Ci sono dei motivi per cui questo è il punto essenziale. Perché io non conosco società nel mondo sviluppato che vadano bene nell'economia, che creino benessere per i propri cittadini, che non siano anche eque. Quando una società non è equa ci sono sprechi di persone che non possono dare il proprio contributo a se stessi, alla propria indipendenza, ma anche al benessere di tutti gli altri. Noi insegniamo sempre che nei corsi di economia semplici di primo anno, ma persino in quelli, insegniamo sempre che chi studia, chi si istruisce bene, fa bene a sé, ma fa bene anche agli altri. Che la somma di quello che uno fa vale molto più rispetto al benessere individuale. C'è qualcosa che automaticamente finisce negli altri, nella società. E questo è il motivo per cui l'istruzione è fondamentale. Noi dobbiamo assolutamente puntare con la massima forza su questo punto. I dati dell'istruzione oggi in Sardegna sono tremendi, sono stati in realtà già citati e quindi avendo poco tempo lasciatemi dire che siamo l'ultima regione in Italia per il numero di studenti che abbandonano la scuola dopo la terza media inferiore. Abbiamo il 27%. L'istruzione è in uno stato di profondo abbandono, di profonda fiducia. Ma perché l'istruzione è davvero così essenziale oggi? Oggi guardiamo i dati della cassa integrazione. I dati della cassa integrazione in Sardegna sono clamorosi. Abbiamo dal 2009 a oggi la cassa integrazione in deroga. No, la cassa integrazione in deroga è quella cosa in cui ti do la cassa integrazione, ma so che l'impresa nella quale lavori non riaprirà. Quindi praticamente sei un disoccupato, mi sto dando giustamente dei soldi nella fase di disoccupazione. Ma come dire, sono dei soldi dati senza speranza. La cassa integrazione in deroga è aumentata in Sardegna del 500% dal 2009 ad oggi. Non sappiamo mai dare un giudizio sul numero, se il numero non è proporzionato. Allora possiamo fare un confronto con quello che è capitato non in Finlandia, non in Svezia, ma nel mezzogiorno d'Italia. Nel mezzogiorno d'Italia la cassa integrazione in deroga è aumentato per la metà, il 250%. I cambiamenti portano sempre l'istruzione. In economia si parla di istruzione creatrice. Ci sono dei lavori che cambiano completamente, ci sono delle imprese che devono chiudere. Ma quanti prodotti abbiamo visto sparire nel mondo, quante produzioni abbiamo visto diventare obsolete. Bene, questa è una fase in cui questo processo è più veloce che in altre situazioni. C'è la tecnologia che sta cambiando completamente tutto. Si citava prima, c'è la tecnologia digitale che sta veramente modificando persino la tradizione della manifattura. È inutile guardare al passato. Questa regione è rimasta completamente ferma, non è stata aiutata dall'ultimo governo regionale a guardare più che al futuro al presente, a capire quello che sta succedendo nel presente. Ma non c'è nessun dubbio al mondo che il valore dell'istruzione è sempre stato altissimo, ma enormemente più alto oggi. E mentre il valore dell'istruzione diventa sempre più alto, il governo che abbiamo avuto la sfortuna di avere in questi anni l'ha sempre tenuto in minore considerazione. Questo è un paradosso assurdo. Siamo di fronte a un rischio assolutamente altissimo. Abbiamo bisogno di istruzione di grandissima qualità, abbiamo bisogno di fare moltissimo in quella direzione. Credo che dobbiamo parlare di un vero e proprio piano straordinario dell'istruzione. Abbiamo una dispersione scolastica altissima che si concentra in aree di cui abbiamo parlato. Il spopolamento esiste lo spopolamento delle scuole, anche nelle stesse aree. Dobbiamo prendere in mano questa situazione, altrimenti saremo sempre più diseguali. Se saremo sempre più diseguali saremo, oltre che creando una società ingiusta, stiamo creando anche una società inefficiente, che non porta alla creazione di valore anche nella popolazione. Questo è assurdo. Allora mi chiedo, vogliamo affrontare su quasi volontari, discutendo e parlando durante la campagna elettorale, quali sono le componenti di questo piano straordinario di educazione, con particolare attenzione alle aree che sono particolarmente in difficoltà, dove la dispersione scolastica è la più forte. Vogliamo
vogliamo discutere dei libri classici, vogliamo discutere di come si va a scuola, vogliamo discutere del senso di appartenenza che i giovani hanno in un edificio sfasciato, scadente, in cui c'è una classe, in cui i docenti vanno a insegnare che è un anno ma che non vedono l'ora di andare da qualche altra parte e quindi è una rotazione continua. Vogliamo discutere del fatto che nessuno può pensarsi a una prospettiva di istruzione in una situazione di questo tipo. Vogliamo provare a ragionare sul metterci insieme, sulla solidarietà, sulla cooperazione, che deve essere dalle persone ma deve essere anche dalle istituzioni, per provare a immaginare alcune nuove scuole sperimentali da far nascere non al centro di Cagliari, ma magari nei posti in cui il rischio di espressione è più alta. Vogliamo dare di nuovo orgoglio ad andare a scuola ai ragazzi che devono credere in quello che stanno facendo. Non so che può succedere se andate a una classe che andare alla scuola media e trovarsi in difficoltà. Se lo lasciamo da solo, abbandonare la scuola con altissima probabilità. La Sardegna è la regione che ha la più alta probabilità di abbandono scolastico d'Italia, una scuola secondaria di secondo livello, ed è la seconda regione con il più alto rischio di abbandono della scuola secondaria di primo livello. Questo è un dramma rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, rispetto al cambiamento. Il mondo ci sta chiedendo istruzione a tutti i livelli e noi non la stiamo dando alle nostre generazioni nuove. Ma l'istruzione e la formazione sono un problema per tutti, non soltanto per i giovani che devono entrare nel mercato del lavoro. Ci sono un sacco di competenze che diventano obsolete nel mondo. Abbiamo questo enorme incremento della disoccupazione che abbiamo visto, abbiamo un sacco di posti di lavoro in meno, abbiamo un sacco di gente che non si presenta più nemmeno sulla soglia del mercato del lavoro. Dobbiamo fare qualcosa anche lì, dobbiamo fare una cosa che assolutamente non esiste. Oggi noi stiamo facendo una semplice cosa in Italia, stiamo usando tutte le nostre risorse non per dare alle persone la capacità di migliorarsi, di diventare più indipendenti, di acquisire le competenze per dare sul mercato del lavoro e arricchire se stessi e gli altri. No, stiamo buttando i soldi nella cassa integrazione, nell'offrire alle persone certo un sostegno, ma quasi una richiesta di passività. Vi diamo i soldi perché non dovete fare nulla. Ma se diamo i soldi in questo modo, le competenze di queste persone che non sono chiamate a fare nulla diventano ancora più obsolete. Queste persone non rientreranno più, non hanno nessuna possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Si spende 1 miliardo di euro per politiche passive di questo tipo, per politiche che affrontano l'emergenza ma che non guardano al futuro. Il punto essenziale che vorremmo portare in giro è esattamente questo: affrontare l'emergenza sempre guardando al futuro. Vogliamo affrontare l'emergenza del lavoro? Va bene, quei paesi spendono cifre enormi nelle politiche attive, spendono pochissimo nelle politiche attive. C'è una vera rivoluzione profonda da fare e credo che in questo ambito sia ben comprensibile. Stiamo parlando di dare il potere della competenza alle persone, stiamo parlando di dare indipendenza alle persone, stiamo parlando del fatto che nessuno deve essere escluso dalla possibilità di contribuire alla creazione dello sviluppo, della ricchezza e del benessere di se stesso e degli altri. È un cambiamento assolutamente enorme. La Sardegna è ultima tra gli ultimi in questo tipo di politiche. È difficile citare politiche che vanno in questa direzione. Se uno guarda una struttura fondamentale di questa architettura che consente di recuperare capacità, di ridare indipendenza alle persone, che sono i centri di servizio al lavoro, per esempio. Siamo lontanissimi dagli standard di cui abbiamo bisogno, non perché ci sono persone che lavorano male, ma perché sono strutture in questo momento debolissime, che hanno una vocazione poco chiara, strutture alle quali si rivolge infatti pochissima gente, un numero ridottissimo di persone. Ci sono il 2% delle persone che cercano lavoro passano dai centri dei diritti del lavoro. Nell'Europa che funziona si arriva fino al 40-50%. È un indizio che non sta funzionando, è un indizio che un disoccupato non sa dove andare, non sa dove andare nella testa. Si è fortunato, 16.000 hanno una cassa integrazione legale, si è sfortunato, ha perso in speranza, non ha nessuna possibilità, non c'è nessuna istituzione che gli dà andare. Ma queste sono cose importanti, non solo il problema della formazione naturalmente, c'è tutto un percorso che dobbiamo sapere disegnare e rendere credibile. Dobbiamo avere questa idea che investire sulle persone è l'investimento migliore che possiamo fare, dobbiamo farlo nei ragazzi, nei bambini,
nella scuola elementare, dobbiamo farlo prima della scuola elementare, è fondamentale dare motivazioni ancora prima della scuola elementare, soprattutto nelle famiglie in difficoltà, che magari trasmettono dei valori di sconforto e di incertezza ai ragazzi, e poi è difficilissimo recuperare. Dobbiamo fare un lavoro enorme da questo punto di vista, e non dobbiamo dimenticare però gli adulti che hanno avuto la sfortuna di lavorare in un settore che è reso obsoleto dalla tecnologia e che hanno bisogno di aggiornare, come si fa nei software, di aggiornare le proprie competenze e le proprie identità. Dobbiamo avere strutture che queste cose assolutamente le fanno. Possiamo permetterci, o vuol dire che non possiamo permetterci di non dare servizi importanti di alta qualità per l'investimento nella indipendenza, nelle competenze delle persone. Questo è il punto cruciale. Sono dei servizi che sono essenziali per la cittadinanza delle persone, ma permettetemi di dire, da economista, ci sono servizi che sono essenziali per lo sviluppo economico. Se abbattendo l'IVA non abbiamo più soldi per fare istruzione, abbiamo un guadagno di un giorno e una perdita definitiva di prospettiva. Voglio guadagnare fiducia, voglio avere il quadro nel quale poi voi insieme possiamo inserire quei problemi specifici. I minuti sono pochissimi, voglio toccare il problema della moralità, un'idea precisa su questo punto. Perché noi possiamo parlare di moralità dalla mattina alla sera, possiamo fare tutti gli appelli che vogliamo, ma qui secondo me si tratta di essere concreti. Gli appelli servono, li avete fatti tutti, qualcuno ha fatto anch'io nella mia vita, però bisogna essere un pochino concreti. Io credo che il punto chiave per tutti noi che ci teniamo molto a questo argomento sia trovare i metodi per fare le cose, sia trovare la chiave. Io credo che la chiave sia, l'ha citato molto bene Andrea Bettini, che la chiave sia trasparenza. La poca moralità vive di assenza di informazione. Vorrete esempi? Quando si forma una giunta, perché realmente entrano persone competenti? Perché in realtà i cittadini hanno idee un po' generiche di come vanno le cose. Certo, tutti pensano allo stipendio dei politici, ma magari quel politico si è preso lo stipendio e il giorno dopo fa votargli di 100 milioni per politiche clientelari, o semplicemente perché è un fesso e non sa fare politiche decenti, perché ha fatto il gioco. Poi ci sono vari bravissimi. Ma dov'è che nasce il problema? Qualcuno di voi aveva letto il bilancio della regione? Qualcuno di voi ha idea di come funziona il bilancio della regione? Qualcuno di voi sa leggere un codicillo che dice 25.000 euro XYZ finisce là e voi andrete a seguire, dopo una settimana avete capito a chi sta andando quella cosa, per fare che cosa? Qualcuno di voi sarà contento quando vi diranno facciamo bellissimi piani per il lavoro, li loggeremo tutti, mettiamo 100 milioni di euro, e poi avete la pazienza o l'informazione per capire se quei 100 milioni sono stati spesi bene o male. Questa è la grandissima battaglia che bisogna fare. Tutti i dati di un confronto tra quanto costa qui recuperare le persone e quanto costa invece non recuperare le persone in altre strutture. Sono dati clamorosi, ma questi sono i dati di cui abbiamo bisogno. E questi dati dobbiamo portarli su tutto quello che si fa. Dovremmo avere una forza collettiva fortissima per chiedere che tutti sappiano come si spendono i soldi, per quali obiettivi, con quali risultati. Lo so che questa roba può sembrare un po' accademica, ma in realtà è una svolta fondamentale, perché se noi avessimo questa struttura di informazione obbligata, che hanno moltissimi paesi in tutto il mondo, e che devo dire in Italia e non in pochi paesi al mondo che non ce l'hanno, la prossima volta scegliere un assessore incompetente sarà più difficile, perché sarà chiaro qual è lo spreco che un assessore incompetente genera rispetto a un assessore competente. Guardate, la chiave della moralità è questa, è valutare, è essere trasparenti, e rendicontare ai cittadini quello che si è fatto. Senza questa trasparenza c'è sempre la possibilità di far finta che qualcuno è bravo quando non è bravo, e c'è sempre la possibilità di far finta che il merito è rispettato quando in realtà si sono rispettate le appartenenze. Le appartenenze si sconfiggono con la trasparenza, non c'è nessun altro modo di fare. Io credo che se diventerò Presidente, il primo atto che farò sarà l'approvazione di una legge per la valutazione delle politiche. È già pronta? Abbiamo cercato di farla passare per 5 anni in questo governo con l'attività lobbistica che in questo caso credo di poter dire positiva, non mi fregava niente a nessuno. La politica non vuole, si guarda bene, la cattiva politica, si guarda bene a far passare leggi di questo tipo perché sa che
sarebbe un fortissimo indebolimento per gli interessi particolari, per l'attribuzione dei posti sulla base delle appartenenze e non del merito. Allora il merito è assolutamente fondamentale e per scatenare il merito abbiamo bisogno di trasparenza. Il merito è fondamentale, ma prima del merito ci vogliono equità, ci vuole l'equità delle opportunità. Questo è il disegno che noi vogliamo consolidare, che vogliamo riempire di esempi, che vogliamo riempire di proposte. Questo è lo schema. Dobbiamo avere le persone in condizioni di equità e blocchi di partenza. E quando c'è l'equità possiamo permetterci di essere severi sul merito. E per essere severi sul merito abbiamo assolutamente bisogno di avere la massima trasparenza. Questo è lo schema. Tutti i nostri consigli che sono relativi oggi, fregano in questi giorni, troveranno posto in questo schema. Questo è quello che io posso